Gina Tonin diceva vediamo cosa fanno. Cioè, io quello che mi aspetto dalla giunta regionale è che blocchi i project che sono in transito, nel senso non che li butti via, ma che svolga un ruolo di verifica e controllo, soprattutto assumendosene la responsabilità. Perché? Perché fatti di questa dimensione non possono essere fatti marginali. Io mi rendo conto che quando noi diciamo e mi fermi quando fischiatemi quando io mi rendo conto quando noi diciamo le negoziate se possibile diventa difficile, però quello che noi vogliamo dire è questo: vogliamo una parte pubblica più forte, vogliamo una parte pubblica più attrezzata, vogliamo che se anche sono stati commessi degli errori o delle trattative potevano essere migliori, no? Che per la parte che sicuramente non è normata, che è sicuramente tanto e che si andrà ad incrociare mano a mano che l'ospedale diventa operativo, noi vogliamo che per quella parte il pubblico sia più forte, che la parte pubblica sia più garantita. Noi ci rendiamo conto che non si può buttare via ciò che è stato fatto finora. Primo perché le darebbe i diritti di chi ha partecipato come concessionario che lo ha fatto rispetto a una modalità pubblica, quindi anche il concessionario ha dei diritti. Però io dico, la Commissione dice, noi abbiamo voluto dire con quel documento, se possibile anche per quello che è già stato fatto, ma soprattutto per ciò che è ancora da fare, vogliamo un pubblico forte, vogliamo un pubblico attrezzato. Vogliamo un pubblico che garantisca il più possibile, sapendo che legittimamente il privato persegue il profitto. È che nella concessione le regole non sono proposte dal concessionario, come nei project, che presenta i 10 metri cubi di carta. Nella concessione è il pubblico che stabilisce le regole. Dice, io pongo in gara questo con queste caratteristiche. Per cui se nel project è il pubblico che deve andare a scoprire le trappole che sono nella proposta del concessionario, con la concessione, l'altra forma, quella che ha fatto la 17, il processo è inverso. Il pubblico fa il progetto, il pubblico stabilisce, nel caso della 17 ad esempio, un fatto molto importante, c'è una riserva rispetto ai servizi, perché nei project c'è una parte che remunera il capitale e poi ci sono i servizi non sanitari, perché nel Veneto unanimemente c'è questa garanzia, cioè il privato eroga, cioè il privato copre i servizi non sanitari, quindi lavanderia, sterilizzazione, mensa, pulizie. Nel project c'è una concessione di servizi che arriva a Mestre, arriva ai 25 anni. Quando si dice sottrae una parte di servizi al mercato, significa che quel valore lì, che è un valore importante, non sarà più messo in gara, ma sono già state fissate le regole e il prezzo, e questo vale per 25 anni. Voi vi rendete conto che avere la certezza di un contratto che dura 25 anni significa solo con la possibilità di scontare quel contratto in banca, già quella è una ricchezza, una forma di finanziamento. Noi riteniamo che 25 anni, servizi non sanitari preappaltati, tenete presente che l'offerta poi è complessiva, quindi quando l'offerta è complessiva
io pago un prezzo che è già stabilito, che ha una serie di regole, ma ci potrebbero essere delle situazioni per cui quel servizio che io oggi ho fissato come prezzo in 10, in condizioni diverse io potrei appaltarlo a 7, potrei appaltarlo a 8, mentre un vincolo di 25 anni è un vincolo rispetto al quale io non riesco più a sottrarmi. Nella concessione invece a Este hanno previsto che questo possa essere revocato prima. Fermo. Grazie. E avrei ancora argomenti.